Buonasera a tutti gli amici di La 13, ben ritrovati a una nuova puntata di Padova Sport, il nostro notiziario talk dedicato al meglio dello sport padovano. Questa sera, come sapete, come avrete letto, parleremo in particolare del momento difficile che sta vivendo il calcio Padova. Giovedì scorso abbiamo parlato dell'anniversario, quindi un clima di tutt'altro, no, un po' più allegro, abbiamo parlato del 104esimo anniversario. Questa sera andiamo un po' nelle questioni tecniche e societarie con il nostro ospite che tra pochissimo inquadriamo e presentiamo. Prima, come sempre, ciao Francesca, ciao Stefano, ben ritrovata a Padova Sport. Ecco, poi ci dirai anche come poter interagire in diretta in questa mezz'ora. Sì, sono già arrivate molte domande, però lo ricordiamo, lo facciamo subito, potete scrivere, lasciare un commento alla nostra pagina Facebook padovasport.tv. Benissimo Francesca, allora andiamo a vedere l'ospite di questa sera, a conoscere Andrea Valentini. Insomma, non c'è bisogno in realtà di grandi presentazioni, amministratore delegato del Calcio Padova da quest'anno, nuova dirigenza, e appunto insomma insieme al nuovo presidente Diego Pennocchio c'è anche l'amministratore delegato Andrea Valentini, che ringraziamo per essere qui con noi, anche perché insomma è un momento non particolarmente felice ed è molto più facile magari parlare quando la classifica è anche un po' più bella da vedere, no? Andrea? Scuso perché sono alla terza. Ho rinviato per 3 volte. Abbiamo rinviato un pochino, sì. Ho rinviato per 3 volte, ma come sa bene Stefano, non per colpa mia, ma per colpa della giustizia sportiva. Del blackout famoso, sì. Perché sì, tu sei stato a Roma, hai presenziato a questa riunione, questa storia infinita che chissà, poi magari ne parleremo, se avrà a breve una fine. Come no, perché... come no. Ecco, no, invece dopo la partita partiamo un po' dall'inizio di questo campionato del Padova. Insomma, dopo la partita del Modena il 28 settembre sono cominciati un po' i primi malumori, le prime contestazioni dopo quella famosa partita che poi è costata l'esonero di mister Marcolini. Poi, da lì in poi la situazione è peggiorata, vuoi per i risultati che non sono stati positivi, vuoi perché insomma, c'è una certa pressione da parte della piazza che vorrebbe insomma, qualcosa di più da questo calcio Padova. Diciamo che le pressioni non è che sono iniziate dopo la partita in casa la partita del Modena, ma le pressioni direi che sulla dirigenza sono iniziate da subito, e questa è un po' la cosa che mi ha meravigliato, perché che la squadra, che la dirigenza possa essere contestata perché non ci stanno i risultati sta nel gioco delle parti, perché è giusto che sia così, ma contestare una dirigenza prima ancora che arrivi a Padova, no? E questa è una cosa che un po' mi ha lasciato meravigliato. Ecco, voi avete un'eredità pesante, perché prima di voi c'è stato un presidente che è entrato nel cuore dei tifosi, Marcello Cestaro, criticato anche, ma molto amato, perché era un presidente generoso che ha insomma anche investito molto per il calcio Padova. Un po' questo, un po' diciamo la tavica paura, diffidenza del tifoso padovano verso l'imprenditore che viene da fuori, mette le mani sul calcio Padova, come è già successo magari in passato con altri precedenti di cui sicuramente ti avevano già parlato, il famoso Cesarino Viganò, che tu all'inizio dicevi ma chi è questo Cesarino Viganò? Ancora non ecco, lo so. Questi elementi forse hanno contribuito a creare, come dicevi tu, una diffidenza già subito, a partire dalle prime partite, forse addirittura dalla presentazione all'Euganeo contro il Sydney. Infatti, no, ma io dico solo che proprio la città di Padova, i tifosi, le istituzioni, nel momento in cui Cestaro decide di passare la mano, avrebbe dovuto far riflettere, no? Avrebbe dovuto far riflettere, perché una persona, come dicevi tu, generosa e appassionata di calcio, che ha investito tantissimo nel Padova, decide a un certo punto di lasciar perdere, può significare anche che su Padova diventa complicato e difficile fare qualche cosa di positivo. Io l'ho detto in tutte le trasmissioni nelle quali sono stato, penso che i tifosi, la città, ma noi stessi che oggi viviamo questa esperienza, non possiamo che ringraziare il Cavaliere Cestaro. Ritengo che abbia dato fiducia, troppa, fiducia probabilmente a persone che non se la meritava, perché nonostante gli investimenti enormi che ha fatto il presidente Cestaro, abbiamo trovato, quando siamo arrivati, non una società, non un'infrastruttura, non un'organizzazione,
e questo sta a significare che probabilmente Cestaro avrebbe potuto far meglio, non perché i più bravi probabilmente debbono ancora arrivare e nascere, ma con altre persone probabilmente potrebbe... Quindi dici dirigenti, sì, collaboratori non all'altezza di un presidente che ha comunque... non è che lo dico io, lo dicono i risultati, no? Perché posso capire che uno sbaglia un campionato, ne sbaglia 2, ne sbaglia 3, ne sbaglia 4, ma con l'investimento che ha fatto Cestaro, non avere, lo dico perché questa settimana è stata sintomatica di quello che è l'importanza di infrastruttura per una società di calcio, non avere a Bresseo o da un'altra parte un campo in erba sintetica dove se piove e diluvia uno si possa allenare, dà l'idea di quello che purtroppo non è stato fatto. E parliamo oggi di un campo in erba che può costare 200.000 euro rispetto alle decine e decine di milioni che ha speso. No? E uno si rende conto che probabilmente qualche cosa non ha funzionato. Si poteva guardare anche alle infrastrutture. Una piccola cosa, poi vediamo un contributo filmato. Tu dicevi, abbiamo trovato questa società che però si è sempre detto, magari con queste PEC delle infrastrutture, però insomma, comunque al netto di ogni debito, insomma, pulita, ve l'hanno consegnata immacolato, no? Il Calcio Padova. È così? Allora, io non vorrei entrare, ma non perché io dico che questa trasmissione dovrebbe e potrebbe servire a dare una mano a uscire da questa impasse del calcio Padova, no? Quindi io dico che con la società che ce la sta mettendo tutta, con le persone che lavorano in società, con i calciatori, con gli allenatori, con i tifosi, con i media, con le istituzioni, tutti insieme, io sono certo che ne usciamo fuori. Se vogliamo parlare di altre cose, io sono anche disponibile a parlarne di altre cose, per l'amor di Dio. Quando si dice era una società sana, lo riconfermo, è una società sana, ma tra dire è una società sana e dire che è stata presa senza debiti e senza niente, qualcosa ne passa. Quindi non è proprio così. Sì, noi in mezz'ora vorremmo affrontare tutti gli aspetti con te che sei venuto qui ospite. Non ce la faremo, cercheremo un po' di toccare tutti i punti senza magari approfondirli troppo. Allora, dicevamo prima, da Modena in poi comunque la contestazione è sempre più pesante, fino ad arrivare al punto di sabato scorso, no Francesca? Vediamo questi 30 secondi che si riferiscono all'uscita dalla tribuna stampa del presidente Diego Pennocchio, che ha dovuto abbandonare dopo il quarto gol del Carpi appunto la tribuna. Vediamo. Ecco qui, abbiamo sentito un po' questa scenetta. Beh, tu l'hai vissuta in prima persona perché eri lì. No, io ero già andato via. Eri già andato via, ecco, benissimo. Quindi senza essere costretto ad andare via. Sì, no, non penso che il Presidente sia stato consigliato, ma quasi ordinato dalla Digos di abbandonare. No, questo non lo so perché non c'ero, a me non mi ha costretto nessuno, sono andato via perché era uno spettacolo che non valeva la pena di vedere più. Ecco, va detto però che anche questo 4-1 pesantissimo col Carpi... insomma, è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Abbiamo visto che di solito nelle partite precedenti era un po' la tribuna fattori, la frangia un po' più calda, adesso invece siete riusciti in questo senso a unificare tutto lo stadio. Ma sai, io dico che sono le partite, il tipo di partita che poi provoca la reazione, no? La reazione che ho avuto io, che ha avuto il Presidente e che capisco ha avuto anche tutta la tribuna e tutti i tifosi, perché passare da un quasi 2-1, no, con un rigore sbagliato, a prendere 4-1 è chiaro che c'è una reazione anche di adrenalina diversa, no? E quindi questa contestazione va in linea con il risultato, che è stato un risultato non di un 4-1 normale, ma di un quasi 2-1 per il Padova che è finito 4-1 per il Carpi. Questo è vero, però
dobbiamo sempre ricordare che prima ancora del 4-1, appena iniziata la partita, qualche complimento il sottoscritto, il presidente Penocchio l'ha avuto comunque, perché quello non manca mai. Quello diciamo che è fisso per ogni partita. Sì, quello è come è un coro di benvenuto, no? Chiamiamolo così. Il biglietto, sa che pagando il biglietto c'è questo obbligo è compreso anche questo tipo allora, un po' diamo la voce ai tifosi, perché ci avete già scritto in tanti sulla nostra pagina Facebook. Francesca, andiamo a sentire un po' qual è l'umore. Chiaramente noi li leggeremo tutti se le domande sono ben poste e senza insulti, ma poi oltre a questo non poniamo altri filtri. Sì, partiamo con Carlo Canton che chiede ad Andrea Valentini: garantisce per iscritto che in caso di retrocessione non saranno portati i libri contabili in tribunale per liquidare la società? Allora, io per iscritto penso che posso garantire poco, ma non perché non voglia garantire, perché io faccio l'amministratore delegato di una società, quindi dietro la società c'è un azionista che non sono io, e quindi l'amministratore delegato non può garantire niente. Posso dire che faremo e stiamo facendo di tutto, prima di tutti, per non andare in Serie C, assolutamente, e conoscendo il presidente Penocchio non credo che sia persona che lasci fallire una società, perché al sottoscritto non è mai successo nella vita professionale, al presidente Penocchio nemmeno, quindi non posso sottoscrivere, ripeto, perché non ho nemmeno i poteri per poter sottoscrivere una cosa di questo tipo. Ecco, noi tocchiamo tutto quel ferro che c'è, ovviamente, però se dovesse andare male, insomma, non penso che cambierà niente dal punto di vista vostro, perché il vostro è un investimento anche a lungo termine. Siete venuti qui certo non per fare un anno e via. Quello che ti volevo chiedere è se effettivamente questa famosa sponsorizzazione che ha lasciato Marcello Cestaro, 2,5 milioni per 3 anni, è valida anche in caso di retrocessione, o se c'è qualche piccola clausola che magari viene meno la sponsorizzazione famosa. Allora, io, se permetti, collego questo tuo ragionamento, questa tua domanda a molte domande che io vedo, no, nei blog, perché leggo spesso che l'intenzione di questa proprietà è di andare in Serie C, fare bottino, no? Andando in Serie C uno guadagna tantissimo, fare bottino e andarsene. Allora, magari con la squadra già fatta al mercato di gennaio adesso. Sì, allora io vorrei spiegare che se uno va in Serie C passa da una contribuzione di 4,5 milioni della Lega a circa 400.000 euro. Più il paracadute famoso, paracadute di 700, attorno ai 700.000 euro. Se voi andate a vedere i contratti pluriennali che c'ha il Padova, no? Forse 1 o 2 contratti di calciatori superano queste cifre qua. Quindi stiamo parlando, noi a Roma diciamo, del niente mischiato col nulla, cioè nessuno ha interesse, anche se ci fosse questa voglia speculativa, no? Di andare in Serie B. Comunque ci puoi confermare, Andrea, che questa sponsorizzazione vale lo stesso? Per quello che ci so io, assolutamente sì. Sì, quindi Serie C, Serie D, c'è sempre. Però voglio dire, ecco, vorrei far capire che sponsorizzazione più i contributi di Serie C sarebbe in ogni caso un bagno di sangue. Bagno di sangue. Allora, qualche altro messaggio, Francesca? Sì, Villi invece ci scrive: cosa siete andati a fare scouting nell'Europa dell'Est e se i soldi da spendere non c'erano, se comunque prima bisognava pensare a vendere. Allora, Europa dell'Est, scouting significa aver preso probabilmente Kelic. Beh, no, lo scouting è un po' tutto il lavoro che ci sta dietro per poi arrivare a prendere. No, siccome è stato fatto lo scouting nell'Europa dell'Est, significa che abbiamo portato qualcuno dall'Europa dell'Est, no? Ecco. Forse il tifoso vuole sapere quanti viaggi avete fatto, spesati, il calciopado, non lo so. Allora diciamo questo, che Kelic è stato seguito ed era seguito da diverso tempo. Era un giocatore ed è un giocatore seguito da tantissime squadre, e uno dirà, ma tantissime squadre, dopodiché viene a Padova, no? Viene a Padova perché poi alcuni rapporti, alcune relazioni sono buone, il giocatore era in contratto con la società fino al 30 giugno e molte società aspettavano il 30 giugno per poterselo portare a casa. Il ragazzo voleva invece venire subito a giocare in Italia, quindi c'è stata data questa occasione e l'abbiamo fatto. Penso che sia un investimento che valeva la pena di fare.
Quindi insomma altri viaggi per questo sì, sono stati, non è che vanno, no, perché Marco Valentini che tra l'altro vanno solo nell'Europa dell'Est, è specializzato, Marco Valentini sappiamo che è specializzato dove si ritiene opportuno andare, si va anche in Italia, si va anche nell'interregionale, si va in Serie C. Sì. Apro una piccola parentesi, è arrivato anche Saman, il montenegrino, che è stato scoperto da Marco Valentini. In conferenza stampa Marco Valentini aveva detto che era un'operazione slegata dal Parma. Assolutamente sì. Invece però arriva in prestito comunque. Prestito con diritto di riscatto. Quindi il Parma c'è dietro, in qualche modo. C'è, nel senso che noi però abbiamo il diritto di riscattare il ragazzo, quindi se non lo riscattiamo il Parma non c'è più. Quindi dipende da noi, non dipende più dal Parma. Messaggi, Francesca, andiamo avanti, cerchiamo di leggerli tutti, allora, anche se sarà difficile. Fabrizio Pilotto invece chiede all'amministratore delegato Valentini quanto pensano di guadagnare lui e il padre grazie al Calcio Padova. Qui ci ricolleghiamo al discorso di prima, questi famosi soldi che avete trovato, no? Sì, allora, il tesoretto non l'abbiamo trovato e l'ho spiegato prima. Per quello che riguarda il sottoscritto, guadagna un quarto di quello che guadagnava il mio predecessore. Aspetta, predecessore ti riferisci stesso a... amministratore, io faccio l'amministratore delegato, c'era un amministratore delegato, io guadagno un quarto di quello che guadagno. Un quarto di Sottovia. Se io volevo guadagnare non venivo a Padova, perché ringraziando Dio qualche mestiere sì, prima e anche dopo lo potevo fare. Anche durante, perché non è il tuo unico lavoro, no? No, è il mio unico lavoro oggi, non è che sto facendo altre cose. Quindi non fai più parte della famosa STS, no, perché è stata società del Parma. Chiuso il bilancio, io ho già dato le dimissioni e quindi non faccio più. Quindi possiamo dire ai tifosi che Andrea Valentini si occupa del Calcio Padova, adesso, oggi come oggi. Se Andrea Valentini è venuto a Padova non è certo venuto a Padova per guadagnare. La stessa cosa vale per Marco Valentini, perché se voleva guadagnare probabilmente non veniva a Padova, ma andava da qualche altra parte. Se posso essere poi completo fino alla fine, il sottoscritto costa al Calcio Padova meno del direttore sportivo uscente e Marco Valentini costa la metà del direttore sportivo uscente. Il direttore sportivo uscente di quest'anno, stai parlando non dell'anno scorso, no, quindi Alessio tanto per utilizziamo i nomi perché sennò non è che siamo venuti a Padova per arricchirci. Poi magari ci spiegherai che come mai all'inizio della stagione Marco Valentini e Alessio Secco insomma si sono divisi un ruolo alla fine, per poi sappiamo com'è andata. Forse si poteva risparmiare uno stipendio, questo dico. No, se voi guardate in tutte le società professionistiche a livello di settore tecnico sono poche le società che hanno soltanto un responsabile, perché le cose da fare sotto il profilo tecnico sono tantissime. Il direttore sportivo arrivato a luglio era Alessio Secco, se si può dire anche consigliato anche dal sottoscritto, perché lo conoscevo come una persona quantomeno per bene. Dopodiché Alessio Secco, dopo 15 giorni che stava a Padova, ha chiesto al Presidente se era possibile avere una collaborazione, perché da solo non ce l'avrebbe fatta, e anche perché le cose da fare sotto il profilo tecnico ce n'erano molte, e quindi è stato proprio Alessio Secco che è stato Alessio Secco a chiedere un'altra figura, però è stato Alessio Secco non solo poi ad andarsene. A chiedere un'altra figura, ma a chiedere Marco Valentini. È stato Alessio Secco però ad andarsene. Sì. E come mai? Questo te lo possiamo chiedere, come mai? Se stava così bene con Marco Valentini, poi alla fine se n'è andato. Probabilmente stava molto bene e stava meno bene dopo. Ma anche questo rimane comunque un mistero, perché noi non avete mai chiarito questo aspetto del doppio direttore sportivo. Ma non è un doppio direttore sportivo. Ha annunciato una conferenza stampa che poi ancora la stiamo aspettando. Non era un doppio direttore sportivo, perché un conto è il direttore sportivo e un conto è il responsabile dell'area tecnica. Però anche Marco Valentini ha fatto degli acquisti come Melchiorri, insomma anche lui operativamente c'era sul mercato. Allora chiariamo un'altra cosa, Marco Valentini non ha fatto nessun acquisto, come non ha fatto nessun acquisto Andrea Valentini o Diego Penocchio o Alessio Secco. È la società Padova che ha fatto gli acquisti, il sottoscritto e il presidente, tutti gli acquisti che sono stati fatti dal Calcio Padova di giocatori e di allenatori ha voluto la sigla del direttore sportivo, quindi non c'è una persona che è stata acquistata da Marco Valentini e una da Alessio Secco, sono stati concordati tutti gli acquisti dal primo all'ultimo.
Quindi anche l'allenatore è stato Assolutamente scelto, sì. gli allenatori sempre condivisi da tutti. Sì, perché fra l'altro il primo allenatore io nemmeno ero entrato nel Padova, quindi me l'ho trovato Marcolin. Il secondo allenatore invece ho partecipato alla riunione e non è stato fatto nessun altro nome se non quello di Bortolo Mutti, sia da Alessio Secco che da Marco Valentini. Francesca, andiamo a leggere qualche... Sì, Gianmarco Basso, dottor Valentini, inizio campionato avete affermato non faremo scommesse. In 6 mesi circa avete cambiato 2 allenatori, cambiato il direttore sportivo, avete 33 giocatori in rosa. Dopo 5 anni di Serie B, conquistata dopo un decennio di Serie C, volete dilapidare un patrimonio calcistico che si chiama Calcio Padova per la vostra incapacità ed arroganza infinita. Avete dimostrato un totale distacco dai tifosi della città di Padova. Vi consiglio di alzare bandiera bianca, di andarvene in punta di piedi, che di disastri ne avete fatti abbastanza. Allora, bella domanda. Allora, cominciamo dall'incompetenza, qual era l'inizio? Arroganza infinita, incapacità. Incapacità. Allora, se sono stati cambiati i giocatori, se si è arrivati a questa purtroppo situazione di un certo tipo, lo si deve anche a quello che uno ha trovato. Abbiamo trovato una rosa di giocatori, 18 per la precisione, con dei costi veramente importanti, e di questi 18 giocatori vi garantisco che pochissimi era possibile vendere. Sì. È chiaro che nel momento in cui ci si è resi conto che le cose sotto il profilo tecnico non andavano in un certo modo, no? Hanno provato, no? A cambiare qualche cosa. Hanno provato a cambiare qualche cosa negli ultimi giorni di agosto, con le difficoltà, perché le società si programmano tecnicamente nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, non si programmano a luglio e agosto. È stato fatto qualcos'altro, quello che è stato possibile in un mercato difficilissimo come quello di gennaio, e quindi ripeto, io ho una visione di una società di calcio un po' diversa. Noi, nonostante tutto quello che si possa pensare, oggi stiamo pensando ai giocatori del prossimo campionato. Voi mi direte in quale serie? Noi speriamo e pensiamo di rimanere in Serie B, e la programmazione si fa in questo periodo. Purtroppo non l'abbiamo potuta fare e non l'hanno potuta fare. Sì, c'è anche un altro nostro telespettatore che chiede come mai siete tutti così sicuri di non retrocedere. Ma non è che, sa, la sicurezza di non retrocedere, questa ce l'aveva anche la Juve, quindi no? Poi capitano si è retrocesso per altri motivi. Ecco, si può retrocedere anche per altri motivi. Non pensava certamente di retrocedere la Sampdoria dalla Serie A alla Serie B, non pensava certo di retrocedere il Palermo dalla Serie A alla Serie B, non pensava la Fiorentina di stare in Serie C, non pensava il Napoli di stare in Serie C. È chiaro che noi siamo convinti che questa è una squadra che ha le qualità tecniche per non retrocedere. Su questo ovviamente ce lo auguriamo tutti. Certo. Siamo convintissimi. Penso che non siamo convinti solo noi, Penso che no, ma tutti, anche i giornalisti principali delle testate nazionali all'inizio dell'anno hanno messo il Padova come una delle squadre che aveva tutte le carte in regola per lottare. Direi che e per andare ai playoff. Oggi ancora più di dopo questo mercato, direi riferisci. Ecco. Tante domande anche, le unifichiamo, sì. No? Sulla questione delle iniziative Ugane SRL, una società creata ad hoc per acquistare il Calcio Padova. Molti ci chiedono come mai non è stata utilizzata la società di Diego Pennocchio, per esempio, come mai è stata fondata una società apposta con un capitale sociale risicato per controllare il 100% del Calcio Padova. E aggiungiamo, i nuovi soci li volete o non li volete se si fanno avanti? Allora, ripeto, io faccio l'amministratore delegato del Calcio Padova e non di iniziative Ugane. Il 99% delle società calcistiche e professionistiche sono controllate non direttamente dai gruppi industriali, ma da holding o da società che si chiamano di scopo proprio per questo motivo. Quindi non è una novità il fatto che il Padova sia controllato da una società non del gruppo Ormis, ma da una società, da una Newco, quindi questa è la normalità. Dopodiché dei nuovi soci, ripeto, non deve parlare con me perché io non sono azionista, non ho nemmeno lo 0,001%, quindi
La tua sensazione è che il presidente Pennocchio abbia intenzione comunque di aprire la porta a qualcuno? No, no, assolutamente l'idea. Posso dire soltanto che si dice, no, Pennocchio è venuto a Padova, sta facendo un grande affare, Valentini fa i soldi, il figlio pure, ma io dico, o a Padova ci sono tutti imprenditori poco attenti, no? Perché se era un affare così grande non capisco per quale motivo uno che conosceva meglio l'ambiente, che conosceva bene tutto, non abbia fatto questo grande affare e l'ha fatto fare a uno che veniva da Brescia. Francesca, a proposito di infrastrutture invece, leggiamo una dichiarazione di Andrea Bodi. Presidente della Lega DB, parlando del progetto B Futura, disse: alle nostre società chiediamo di valorizzare o costruire la propria casa, intesa come lo stadio. Le risorse finanziarie di natura privata rappresentano più un alibi che un problema. Se è vero che il budget di una società tipica della nostra categoria ha ampia capienza per sostenere il peso di un mutuo, sul presupposto di rappresentare la fonte di ricavi incrementali ed andare incontro alle esigenze dei tifosi. Ecco, hai anche detto tu, meglio prendere un giocatore in meno e pagare un mutuo per costruire un impianto, no? L'hai detto anche prima, giocatori in effetti ne avete presi tanti, però sì, magari pagandoli poco in prestito, sì. Quindi insomma molti ci chiedono a che punto sono le migliorie che volete apportare, che avete detto che volete apportare allo Stadio Euganeo, Skybox, Ospitale. Allora, tanto per essere chiari, io conosco Andrea Bodi, il Presidente della Lega, da diversi anni. Oggi a Bodi dice queste cose, io le dicevo nel 2002, quando ero Presidente del Club Sportivo, e dicevo appunto che le società di calcio non avrebbero avuto grande futuro se non avessero pensato alle infrastrutture. Quando parlo di infrastrutture parlo di contenitore stadio e parlo di centri sportivi. Sì. Io sono arrivato a metà luglio, una delle prime telefonate che ho fatto al sindaco di Teolo, o Teolo, non mi ricordo mai come si dice, proprio perché è nostra intenzione di sistemare il centro sportivo di Presseo.